non avevamo parole, era un santo, c'era un santo, faceva tutto per la comunità. Non so, potrei andare avanti o no, non mi sento, che Dio che dà tanta felicità dove va, ma gli altri, essere sempre con gli altri però, essere sempre insieme con gli altri. La scuola materna in cui prestava servizio come volontario è rimasta chiusa. Intorno alla bara e sull'altare i disegni dei bambini che lui vedeva ogni giorno. Una chiesa affollatissima perché Luciano Trevisan era tanto amato a Campalto e la sua morte in via Orlando la scorsa settimana in seguito all'ennesimo investimento ha scosso la comunità. Sono molto contento che lo abbiano portato dentro e in realtà i bimbi della scuola materna, perché lui era un bambino insieme agli altri bambini, sempre della statura, si confondeva facilmente, ma proprio per l'atteggiamento, per la semplicità, per la trasparenza dello sguardo. Luciano aveva 63 anni e la sua morte in quella che viene definita la strada assassina ha scatenato molte polemiche che oggi però lasciano posto al dolore e alla riflessione, così come le parole dovranno lasciare spazio ai fatti quando si tratterà di intervenire una volta per tutte su quella strada.